6:44 del giorno di Ferragosto. Le immagini della telecamera mostrano chiaramente un lupo aggirarsi nella proprietà di una famiglia di Varrovina, frazione del comune di Bassano. In pochi istanti al primo animale se ne aggiunge un secondo. In giardino, proprio a quell'ora, esce il cane di famiglia Roy, un cocker di 7 anni. È il primo ad alzarsi e i suoi movimenti danno la sveglia a tutti. Non è il solito rumore quello che sveglia i padroni di casa. A destarli di soprassalto sono i lamenti terrorizzati di Roy. Usciti fuori si precipitano a soccorrere l'animale agonizzante che, portato dal veterinario, morirà il giorno dopo. Un dolore grandissimo per la famiglia che Roy lo aveva accolto cucciolo e lo aveva visto crescere, compagno di giochi dei figli. Il più piccolo, 10 anni, da Ferragosto non riesce a darsi pace e non esce più di casa da solo, terrorizzato di trovarsi davanti i lupi. È l'ennesima predazione, purtroppo, con i lupi che girano giorno e notte e si spingono sempre più vicini alle case. La signora Monica, che non se la sente di parlare, ma che ci ha fornito tutto il materiale, è provata dal dolore e anche dalla paura e sconsolata ripete: cosa si sta aspettando? Che i lupi attacchino una persona, magari un bambino? Ci ritroviamo davanti anche quando camminiamo di giorno. Mio figlio non esce più di casa ed è tornato a dormire con me. Non è normale. Il nostro era un cane di famiglia. Questi animali non possono morire così.